Qui 108 anni fa morirono 500 cavalieri e 500 cavalli, giovani, molti dei quali poco più che ragazzi, colpiti per decisioni e interessi lontani da loro. I combattimenti non coinvolsero solamente la piazza, ma anche le vie, le corti, le case. Commemorato in Piazza Iulia da Comune, Esercito Italiano e Cittadinanza, il 108° anniversario della battaglia di Pozzuolo del Friuli, considerata cruciale per le sorti della Grande Guerra. Tra il 29 e il 30 ottobre 1917, soldati della Seconda Brigata di Cavalleria e della Brigata Bergamo combatterono contro l'avanzata austro-tedesca, guadagnando il tempo necessario affinché la Terza Armata potesse mettersi in salvo oltre il tagliamento e attestarsi sul Piave. Presente alla cerimonia, con il comandante Andrea Bertazzo e la fanfara militare, la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, rientrata di recente dalla sua 7ª missione UNIFIL in Libano. È sempre per noi un momento emozionante rivivere in questa piazza dove 108 anni fa 500 cavalli e cavalieri persero la vita, ecco, richiamare un messaggio che deve essere assolutamente di pace, e quindi ci fa piacere che da questa piazza la nostra brigata, che porta il nome di Pozzuolo del Friuli, che è impegnata in tutto il mondo con missioni di pace, sono appena rientrati dal Libano, ecco, abbiamo fatto tutti assieme un grande messaggio di pace e loro proprio direttamente lo testimoniano nel loro operato quotidiano. Di nobiltà d'animo, di dedizione al servizio della patria.